Qui oggi diamo simbolicamente il via ai lavori di restauro e di rigenerazione urbana del Monte Calvario. Un'opera storica, un'opera davvero emozionante. Considerate che quello che è alle nostre spalle è un convento almeno del 1200-1300, quindi ancora più antico della stessa fondazione di Palma di Montechiaro. Le storie legate a questo maniero sono tantissime. È la chiesa della Madonna della Luce, qui avevamo i frati, era un punto di controllo e un punto di preghiera al tempo stesso. E come si può evincere dal nome stesso, questo era il Calvario della piccola Gerusalemme che il nostro Duca Santo ha voluto creare. Si chiama Calvario proprio perché nell'epoca della fondazione proprio qui si chiudeva la Via Crucis del Venerdì Santo. Quello che vedete è davvero emozionante, perché poi divenne negli ultimi anni, divenne anche il lazzaretto, quindi molte persone hanno perso la vita in modo atroce durante le epidemie e quindi venivano condotti in quello che era prima appunto una chiesa che poi è divenuta lazzaretto. È l'esempio della rinascita di una città. Il restauro di questa importante opera è davvero il simbolo di tutto il percorso che Palma di Montechiaro sta portando avanti in questi anni. E ricordo davvero con non poca emozione, era il 2021, con gli aeroporti praticamente deserti, si viaggiava con le mascherine, con i permessi speciali, e in quel 2021 partimmo io, il Presidente del Consiglio Domenico Scicolone, il consigliere Massimo Amato, e ci recammo all'epoca nel Palazzo del Viminale, al Ministero dell'Interno, a presentare quello che all'epoca sembrava davvero un progetto onirico, perché chiedere quasi 5 milioni di euro, perché questo è l'importo del finanziamento, per restaurare il Monte Calvario sembrava un'impresa titanica. Invece dobbiamo davvero ringraziare tutti, perché sin da subito l'allora sottosegretario non solo ci ricevette, ma ci accolse, si innamorò subito del progetto e fu subito inserito nei progetti di rigenerazione urbana. Poi con l'avventura del PNRR evidentemente ha fatto parte di quei progetti che sono stati spostati nel PNRR, perché aveva delle valenze, delle caratteristiche tali che poteva essere, diciamo, rendicontato, non mi voglio perdere in tecnicismi, rendicontato presso la Commissione europea. Quindi ringraziamo davvero il Ministero dell'Interno e ovviamente l'Ufficio Territoriale di Governo, che è la Prefettura di Agrigento, il Governo nazionale, il Governo regionale. Ringraziamo davvero di cuore la Sovrintendenza dei Beni Culturali di Agrigento per la forte e concreta sinergia istituzionale. Stiamo lavorando passo a passo con l'ente appunto di governo e di controllo dei beni culturali, a fine di davvero portare a termine questo restauro che per la città è molto molto importante. Quindi grazie al sovrintendente e grazie a tutta la sua squadra. Tanta gioia e tanto orgoglio, perché poi bisogna essere orgogliosi davvero di quello che stiamo facendo a Palma di Montechiaro in tutti questi anni. E questa opera, che peraltro è la prima opera che si vede venendo da Agrigento, sarà, e per noi di Palma era il bentornato a casa. Quando noi si percorreva le ultime curve prima di arrivare a Palma, la vista del Calvario era il nostro benvenuto a casa, e vederlo come noi lo auspichiamo, vederlo restaurato da qui a qualche mese, sarà davvero un motivo di grande gioia. Contemporaneamente stiamo procedendo all'acquisizione di alcuni terreni per poter poi donare alla città non solo un maniero restaurato, ma davvero un parco archeologico e ambientale rigenerato e riqualificato, come pochi insomma ce ne sono in zona. È sicuramente un ulteriore motivo di vanto per noi e per la città che amministriamo. Un ringraziamento va fatto a tutto l'ufficio tecnico, a tutti gli impiegati comunali, a tutti i miei assessori, i miei collaboratori, al Consiglio Comunale, perché davvero all'unisono si sta lavorando con serietà, impegno e abnegazione per portare avanti il processo di rigenerazione e rinascimento di questa città.